Si è svolta presso la sede dell'Istituto Fermi di Aragona un'esibizione di aeromodellismo dinamico che ha visto la partecipazione di un gruppo di appassionati appartenenti a diverse associazioni di aeromodellismo provenienti da tutta la Sicilia che hanno intrattenuto gli alunni. A seguire le esibizioni acrobatiche di aeromodelli radiocomandati dentro la palestra dell'istituto. L'occasione di questa manifestazione è a seguito di corsi che noi facciamo a scuola con il PITOF, nonché di una elettronica che studiamo a scuola e poi vediamo l'applicazione anche in questi aeromodelli, che è la stessa cosa, che vengono utilizzati nei modelli piccoli. Questi circuiti elettronici, sistemi elettronici, controlli, sono applicati anche ai aerei veri, sia aerei civili che militari. Abbiamo voluto dare questa testimonianza di questa applicazione utilizzando questi gioiellini dell'elettronica, nonché vederli pilotati da persone professionisti. I ragazzi sono molto interessati a questa iniziativa che voi state facendo? Sì, è proprio per i ragazzi che noi siamo qua per dare dimostrazione di cos'è l'aeromodellismo, cioè di un hobby che si fa anche con pochi mezzi, che si fa con modelli che possono volare in uno spazio ristretto come l'indoor, come può essere quello di una palestra. È un momento di svago, un momento anche di gioco, di sport, che sicuramente fa bene ai giovani che si impegnano finalmente in qualcosa di serio, ma è un gioco che noi facciamo sempre seriamente. Il modellismo è un'arte che permette ai giovani di interessarsi di qualcosa che è costruttivo e non altre distrazioni che possono essere meno importanti. Con l'occasione il Fermi ha aperto le porte per illustrare la propria offerta formativa ai tanti alunni delle scuole medie che hanno avuto modo di visitare i laboratori e le strutture del Fermi, avendo così la possibilità di valutare un corso di studi che dia subito disponibilità verso il mondo del lavoro in un settore in continua espansione. Oggi è giornata di Open Day, fattivamente cos'è che dimostrate a chi si vuole iscrivere al vostro istituto? Noi vogliamo dimostrare seriamente che le cose che facciamo le facciamo realizzando pezzi utili all'uomo. In questo momento stiamo facendo una lavorazione di una tornitura cilindrica perché questo lavoro che viene fatto poi lo dobbiamo fare in un altro tornio dove realizziamo un pezzo con il controllo numerico. Prima facciamo una semilavorazione e poi facciamo un prodotto finito. Questa è una macchina a controllo numerico, è un tornio per la precisione. Questo fa dei lavori tutto in automatico, naturalmente questo funziona attraverso una programmazione che noi andiamo a fare al computer, dopodiché questi dati vengono trasferiti alla macchina, la macchina li assimila e li trasforma in lavoro a prodotto finito. Sono le nuove tecnologie, le nuove frontiere che ci permetteranno sicuramente di dare ai ragazzi una formazione in grado di andare un domani a intraprendere un lavoro dove oggi c'è molta richiesta nel campo della tecnologia meccanica soprattutto. Un'interessante iniziativa oggi Open Day, un momento sicuramente che va oltre l'insegnamento, questo vuol dire che l'Istituto Fermi è aperto anche alle realtà nuove e moderne. L'Istituto Fermi offre più opportunità, ci sono percorsi in linea con le indicazioni europee che dalla scuola arrivano all'università, grazie al lavoro e all'esperienza. È aumentata anche di molto la richiesta da parte delle aziende di diplomati specializzati nel settore tecnico-professionale. Secondo me il Fermi è una scuola che va scelta perché dà molta possibilità a noi giovani di sfruttare le nostre competenze. E anche ci sono numerosi laboratori dove noi impariamo il nostro mestiere ed è molto importante la scuola lavoro perché ci dà la possibilità di imparare meglio il mestiere e anche di fare alternanza all'estero e anche nel nostro territorio. Sicuramente si sa che chi si iscrive in un istituto tecnico e professionale ha più possibilità di trovare lavoro rispetto agli altri. Molti ragazzi che si vengono a iscrivere qua, come nell'indirizzo odontotecnico, manutenzione e gli altri vari indirizzi tecnici e professionali, trovano molto prima lavoro rispetto ad altri ragazzi, anche quando si può vedere i dati che ci fornisce il Ministero del Lavoro, che sono ben visibili, e si vede proprio questa crescita di ragazzi professionali che frequentano un istituto professionale e tecnico che trovano lavoro. Una scuola aperta al territorio è quello che il Fermi sta facendo
fatto e che è già fatto in questi giorni e che continuerà a farlo? Sì, il Fermi di Aragona, in realtà di Agrigento, è una scuola radicata nel territorio da più di 50 anni, sempre aperta al territorio, e in questi giorni sta organizzando delle manifestazioni di Open Day e anche manifestazioni culturali che servono a dare segno ai ragazzi di quello che effettivamente possono fare all'interno di questa struttura.